Buongiorno, 63esimo giorno, quindi 2 agosto oggi, sì, tutto giusto. E siamo in Alta Valsesia. Beh, alta mi sa ancora poco perché siamo 1100, 1000, sto scendendo per entrare in quella valle. Che c'è la traversata, c'è il vecchio passaggio dei, come si chiamava il popolo germanico? I Vardi? No, cazzo non mi ricordo più, lo ricorderò. E come il passo che ho fatto anche ieri, che era anche quello un passaggio di questo popolo germanico bello. E anche oggi dovrei fare GTA, andare tranquillo. Bene, oggi ho 2 rifugi sulla strada, non ho visto lo sviluppo chilometrico, ma dovrebbe essere comunque meno di 20, deve avere 1000 di dislivello. Questa valle me l'hanno consigliata in campeggio un signore, un romano appassionato della valle, grande. E adesso andiamo fino al paesino, che è quello là in fondo, e poi entriamo nella valle. L'inizio dovrebbe essere morbido e poi va su fino a 2004 mi pare. Speriamo che... vabbè, tanto ho detto 1000, 1400, siamo a 1000, 1400, però vabbè, non in borda, noi andiamo sempre dritti. Spettacolo. Valsesia. No? E dietro quelle di montagne siamo in Val d'Aosta, quindi oggi si arriva su una nuova regione, Valle d'Aosta. Figata, fiume Sesia. So anche fermarmi a spogliarmi. E anche oggi me la sono presa con calma, sono le 10 meno 10, sono partito da un quarto d'ora, campeggio là in fondo. Oggi è tempo un po' di cacca, speriamo che tenga, se no useremo ancora sto ombrello, già usato ieri che ho preso un po' di pioggerellina, finché è poca. I temporali mi fanno paura, i slavassoni, quelli non puoi fare molto. Che bomba. È così, 2 agosto, dovrebbe essere la festa dell'uomo oggi, festa dell'uomo. Fa straridere. Spettacolo. E così, oggi lasciamo per un po' il Piemonte e ci buttiamo in Val d'Aosta, al merdone, in mezzo alle montagne grosse. Bomba bomba, dai Valle d'Aosta che arrivo. Là dietro, là dietro. È la valle da dove entrare. Spettacolo. Fontana indemoniata. Se ti metti lì ti danno di quegli schizzi. Cium, cium, cium. Stabilizzata, no? Pam. Basta. È tornato. Eccoci qua, nuova regione. Ta-da-ta-da. Sto scendendo dal passo che era là sopra e siamo in Val d'Aosta. Aspetta che casco giù dal sentiero. Val d'Aosta, bam bam bam. Adesso scendiamo a Proiettile, che ho chiamato il campeggio, che sono le 5:30, 5:45, che mi aspetta. Figata. Andiamo a Grassone! Grassone, come cazzo si chiama, non so pronunciarlo, io ci provo, ma vedremo impararlo. Stasera si va al campeggio Grassonei
15 euro più tassa di soggiorno, spettacolo. È il più economico finora, era 17 il più economico. Dai che andiamo, adesso abbiamo 1.300 da fare in discesa, poi hanno fatto i 1.500 stamattina, e andiamo, siamo a Valdosta, spettacolo. Nuova regione dei mostri, dove ci sono le Alpi grosse, tanto grosse, spettacolo. E adesso con calma, adesso metto via il telefono, metto i bastoncini e vado un po' più composto, vado a muovermi che il tipo mi aspetta, gentilissimo, grande, figata. Io devo aver cambiato il campeggio in un'altra valle. No, è quello. Andiamo! Spettacolo! Valdosta! Arrivato!